Abbiamo visto, ce ne... Mandare a quel paese aiuta, ciao ciao arrivederci. Ciao io credo il Siamo in compagnia di Antonello Fulgheri, direttore sportivo dell'Oristano Calcio. Facciamo una valutazione insomma, su questa gara di playoff che vi vede soccombere per 3-0 contro la Forte Monserrato. Una partita difficile da raccontare anche se per voi restano le recriminazioni, soprattutto sullo 0-0 avete sbagliato un calcio di rigore che poteva cambiare le sorti della gara. Beh, in effetti queste partite lasciano sempre un po' di amaro in bocca, anche perché si era messa anche in una certa maniera molto bene per noi. Avevamo un calcio di rigore per sbloccare la partita, purtroppo ci è andata male e dopo 2-3 minuti si è venuto subito l'1-0 per loro. È vero che abbiamo avuto anche l'opportunità di pareggiare l'incontro con altre occasioni, non ce l'abbiamo fatta, come spesso succede nel calcio, chi sbaglia paga, subito loro ne hanno approfittato, hanno fatto il 2-0. Poi nel secondo tempo il mister ha cercato anche un po' di mischiare un po' la squadra è sembrata molto scarica. Un pochettino psicologicamente è entrata nel secondo tempo un po' con le pile un po' scariche. Ma comunque a questo gruppo non c'è da dire niente, perché ripeto abbiamo fatto secondo noi un'annata straordinaria, ce lo siamo giocati fino all'ultima domenica scorsa con l'Atletico di Nuoro per quanto riguarda il primato, abbiamo fatto una grande partita, magari meritavamo qualcosa di più, però questo è il calcio, bisogna accettare questo che sono le condizioni, insomma. Per noi comunque tutto sommato è un'annata positiva, ecco, non ho niente da dire ai ragazzi, ai dirigenti, diciamo così, ai genitori che per tutto l'anno si sono prodigati affinché insomma, l'Oristano Calcio facesse davvero secondo noi un'annata molto positiva. Ecco, anche oggi siete riusciti a testa alta, complimenti per la sportività, un bel gesto anche di un giocatore vostro che ha buttato la palla fuori in un'azione offensiva, veramente vorremmo vederle sempre così le partite. Ma noi cerchiamo di insegnare sempre le cose positive ai nostri ragazzi, anche questo gesto diciamo, è emblematico della positività, insomma, dell'educazione che i nostri ragazzi nei contesti anche di gare così importanti in qualche maniera determinano. Ecco, questi sono degli aspetti positivi che vorremmo sempre vedere nei campi di calcio. Assolutamente. A questo punto, insomma, secondo lei quali saranno le favorite per la vittoria finale, almeno del vostro girone? Indubbiamente adesso diciamo così l'Atletico col Monserrato se la giocheranno alla pari, perché secondo me sono due squadre che si equivalgono, a prescindere da chi ha vinto o meno il girone, perché c'è da dire anche un'altra cosa, che nel girone del Monserrato in qualche maniera c'è il Latte Dolce che ha dominato la grande del campionato, mentre il nostro diciamo, da un punto di vista diciamo, del campionato, della classifica in generale è stata tra le più agguerrite, diciamo, perché fior di squadre come il Budoni, i Curie Forti, lo stesso Orani che negli anni scorsi insomma, rappresentavano sempre le elite di questo girone sono rimasti fuori, per cui voglio dire sicuramente è stato tra i gironi più equilibrati diciamo così, del contesto regionale. Ecco. Diciamo però che squadre come possono essere il Latte Dolce per il Nord Sardegna, il Sigma di Cagliari come Cagliari e zona diciamo così, del sud sicuramente rappresentano il massimo, ecco, e sono
sicuramente tra le favorite. Per chiudere le chiediamo di mandare un messaggio a tutti i tesserati dell'Oristano, che peraltro ha conservato il posto anche con i giovanissimi regionali nella categoria, quindi siete sicuramente una bella realtà del calcio oristanese, a livello giovanile sicuramente un esempio per tutto il territorio. Ecco, anche con i giovanissimi noi abbiamo fatto un grande campionato perché ci siamo trovati in una situazione, diciamo così, anche come quantità, un gruppo molto esiguo che alla fine insomma abbiamo fatto entrare alcuni ragazzi degli esordienti proprio per terminare le ultime 3-4 partite, perché abbiamo avuto anche dei gravi infortuni e tutto ciò, diciamo, va a merito a questo gruppo guidato dal mister Gambella, che davvero in situazioni molto difficili siamo riusciti ad avere, diciamo così, la salvezza in tasca con qualche settimana di anticipo. Ecco, davvero un grazie caloroso al mister, ai genitori anche in questo caso e a tutta, diciamo così, l'equipe dell'Oristano Calcio. Certo. Va bene, noi ringraziamo il direttore sportivo Antonello Fulgheri dell'Oristano Calcio, ovviamente facciamo complimenti per il lavoro straordinario che siete riusciti a svolgere anche quest'anno a Oristano, e in bocca al lupo a questo punto per la Tirso Scap che si avvicina. Ecco, diciamo così che stiamo pianificando anche la 4ª edizione della Tirso Scap, speriamo che anche quest'anno, diciamo così, sia positiva in tutti i suoi contesti e ripeto, dovrebbe iniziare il 30 di maggio, poi proseguire il 2 giugno con le finali il 6 giugno sempre al Campo Tardos. Speriamo, ripeto, per tutte le squadre che vengono a trovarci che sia davvero delle ottime giornate di divertimento per tutti. Uno spettacolo come l'anno scorso abbiamo avuto modo di seguirvi. Ecco, speriamo che sia di auspicio anche per quest'anno. Grazie.